Un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto questa mattina in una stanza d'albergo a Mestre in via Dante, poco distante dalla stazione ferroviaria. Sul posto sono giunte le volanti di polizia con gli agenti che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso, anche se dalle prime informazioni sembra che la causa possa essere overdose. La vittima sarebbe di origini bulgare e residente in provincia di Pordenone. Con lui sembra che ci fosse anche una ragazza. I due sarebbero arrivati ieri e questa mattina verso le 9:30 un addetto dell'albergo ha chiamato la polizia, giunta sul posto insieme all'ambulanza. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare il 24enne ma senza esito. Sarebbe l'ennesima morte per droga in una zona non nuova a episodi del genere, meta di molti consumatori proveniente anche da fuori regione. Il problema dello spaccio di eroina vicino alla stazione di Mestre, nonostante le operazioni delle forze dell'ordine, i controlli, i pattugliamenti, non è mai stato risolto del tutto. In passato l'albergo di Via Dante era già stato oggetto dei controlli dei carabinieri, che a maggio 2021 avevano notificato al titolare un decreto di sequestro per problemi di carenze strutturali e sporcizia.